Buonasera e benchiatas a Nobis. Tragedie ieri sera a Pordenondula che une neonade, figlie di une cubie di foreste partorite in chiesa col supporto di un'ostetrica e professioniste e è morte dopo la nascita. Il curte picciole alla molata e alla improvvise di batti. La ostetrica ha praticato il massaggio cardiaco in spiete di ambulanze che ha trasportato di urgenza la neonade in tal pronto soccorso pediatrico pordenonese, ma per frutte non è stato nulla di fa. E è ricoverata anche mo in terapie intensive al centro di Grand Ustionas di Padua la frutta di 13 mesi che ieri, dopo di mesdì, in maniera accidentale, svicinansi e fornè de cusine di chiesa a Gorizia ha brancato una città di aghe bolente dopo che è finita in torre. La prognosi è riservata la situazione alla faccia del sindaco Rodolfo Ziberna, che per fortuna spesso manco il grafo dice che al podeve appare in principi di sustione se varesse insparagnato la musa interessata la parte superiore del busto e un spale. Un operario è restato fulminato di una dischiarie elettriche che stamattina intanto cagliere da ore a lavorare in un'azienda di smitude di una decina di anni, la Itansvenska Marianne dal Friul. Al parco dentro le vecchie fabbriche fosse anche la corrente elettrica per presenza di una cabina di alimentazione. L'operario è stato fulminato con potenza importante di lunga esecuzione di lavori di manutenzione. È stato portato in elicottero al catenara di Trieste. Alle graf, ma non sarà in pericolo di vite. Codis queste buine ore in sud dal confine di State in entrate in Slovenia in tal territorio di Trieste. La polizia di Novere Pubbliche di Fate ha inviato una serie di controlli sul Green Pass per cui cal transite anche di rat in Cravoazia, in spiete con discomus per rallentamento, sia miac pesanze che veicoli leggeri e guide di turisti, ma anche di lavoratori trasfrontalieri. Il monitoramento si è concentrato in te aree di Fernetti, Sesana. E in Friul Vignese Giulies in ultimis 24 ore si conti 99 nuovi infettati su 7.851 tampos fas e resti 11 le persone ricoverate in terapia intensiva in tanto che i pazienti in altri strepassi sono 31. Non si registrano in vittime sul Covid di cittadini in isolamento e sono 909. 4 moduli di acciaio destinati a sostenere parti da implants, dai macchinari, dal trattamento del gas naturale in Canada sono stati realizzati in 20 mesi da Furlane Cimolai. Le grandi strutture sono chiappate al mare dall'impianto di San Giorgio di Noiar. I 4 moduli misurano ognuno 21 metri di larghezza, 26 di altezza e 73 di lunghezza. Dentro de fin dall'anno partiranno i lavori dal secondo lot per la sistemazione di Viale Vignesi a Udin. Ha scominciato con la realizzazione del rotatorio altezza di Viale Florense. In il Sintil Fevelai il vice sindic su quell'argomento, il vice sindic di Udin, Loris Michelini. I lavori di Viale Vignesi cominceranno entro le fin dall'anno. Sicuramente tra il primo lot e il secondo lot sarà una fasatura di 2 mesi, 2 mesi e mezzo. Questo collegamento è importante perché al partito di Pasan di Prate arriva fino a Piazzale 26 luglio, no? Quindi è una roba molto grossa, se vogliamo chiamarla, perché questo attraversamento pedonale fa illuminare i quinti viai che vengono sistemati completamente con le piste ciclabili, le illuminazioni con le rotatori, i percorsi privilegiati per i disabili, le nuove piante che verranno plantate, i nuovi morari, tutte robe qua, e fa sì che Viale Vignesi tornerà a risplendere come che ieri le vecchie idee di Napoleone, no? Quando le ha create in chi ha in Salà, e quindi il collegamento tra il centro di Udin e le parti ovest di Udin e varrà veramente una sistemazione, chiaramente è al suo costo, perché con ha spendi 2.630.000 euro in generale, dopo la ringa fa le gare ovviamente sarà un ribasso, però o vuole intervenire perché bisogna fare i lavori, non come pensare, bisogna farli.
Ai 16 di settembre suonerà le prime campanelle in Tesquellis dal Friuli, Vignesi e Giulia. Il plan per i trasporti pubblici, le plante, i 40 mezzi zontas sono stati già individuati e oggi il ministro di infrastrutture, Enrico Giovannini Alvarez, di confermare i limiti di implemento ai mezzi per cui all'80%. Resting i gruppi del personale dal Green Pass, l'assessore regionale Alessia Rosola mantiene la cautela consuete. I cons sclarisse e si fasi in tal momento che si partì l'anno scolastico. No, ovvi infatti c'è anche i nostri poderi e sono comoda i gruppi di disfama al dipende dal governo nazionale. E a Friuli Doc, che si tegnerà udin dal NUF al 12 di settembre, sarà rinforzati i rapporti di amicizie con l'Austria. La zona comunale ha approvato anche di sbassanti in modi più costi per doprà il terreno pubblico. Ho sentito come l'assessore ai grandi avvenimenti, Maurizio Franz. Quest'anno direi che la novità più importante è senz'altro il ritorno dai amici dall'Austria, quindi la Stiria che sarà presente in fondo in via Aquileia, in piazzetta del Pozzo, e quindi che sarà un importante motivo per tanti visitatori, per tanti furlani, che vi ho tutti i leami con l'Austria, in particolare con Villacolo e con il gemellaggio. Ma sarà anche un'occasione per rinforzare i rapporti appunto con i turisti, calcolando che anche quest'anno saranno tutte le limitazioni, le ADIS al Covid, no? Quindi saranno vietati gli assembramenti, proprio perché il motivo che ho già conceduto un sconto al 50%, già te prime delibere, ma voi avete accordato un ulteriore sconto di un 10% in poi, a sproloco che parteciperanno, calcolando che proprio per garantire una sicurezza maggiore ho deciduto che insomma si continuerà quest'anno, ma anche le prossime edizioni, insomma, a fare servizio al tavolo, calcolando che il Green Pass diventa uno strumento obbligatorio, non lo domanda gli sforzi dall'ordine, non lo domanda la questura, ma c'è una condizione di rispetto verso tutti gli altri, insomma, e quindi per dare maggiore sicurezza. E la collaborazione tra Arlef e Mittelfest porterà in regione un spettacolo di alto profilo artistico, con un ospite di eccezione tosca, che acchianterà per prime volte in lenghe furlane. Ho sentito il presidente Arlef, Eros Cisilino. Mandi a tutti gli spettatori, avendevan la grande collaborazione tra Arlef, Agenzia Regionale per la Lingua Furlana, e Mittelfest, che stanno in partarin in scena al Teatro di Storia di Cividal, alle 9:30 di sera, il 1 di settembre, un gran spettacolo che si chiama Timpetiere. Il sottotitolo si lavora bene al titolo di Mittelfest che le eredi, tant'è vera che noi ereditin la nostra lingua furlana e quindi parliamo in devan per le nuove generazioni. A parlare in devan con noi sarà anche Tosca, un artista un lavoro importante che conoscete tutti dalla voce eccezionale, che canterà le canzoni furlanis dall'ultimo secolo. Le migliori canzoni le vinsielti appunto per l'indilis disponibili alle vostre sorelle e spero che siete contenti come che saranno a Ghioldi appunto dalla sua voce e di tanti altri voci che arriveranno anche in collaborazione con il Conservatorio Tomadin e l'Accademia Naonis. Sono le direzioni di Franca Drioli e Walter Civilotti. Si sierarà Culini dal Friuli, che chiaramente hanno stocchi al Cor di Ducchio e al parte in devan la nostra Marilenga. E i foresti che scoviargin al park dal Cormor, ormai bioduscu si tanti di Heinz, e rivin sorreduti in biciclette dai paesi dal nord e servizi. La stagione la dai ben, sì, tutto sommato nonostante appunto il periodo che stiamo vivendo, comunque ben, perché il tempo è stato anche discreto e quindi è un bel movimento di turisti, persone che vengono di Udin, anche perché vengono a Cori, vengono a mangiare, a beviare così per riposarsi e qua è bel perché è una biela riutta sempre, no? E quindi si sta bene, si sta bene. Quindi non possiamo lamentarsi, abbiamo lavorato e insomma speriamo che sia anche un bel settembre e che appunto così non si inculè. Ma chi stanno tanti turisti stranieri? Sì, austriaci, tedeschi e anche italiani comunque. Comunque sì, sono stati, anche che l'altro anno però chi stanno un po' di più secondo me.
è stato un incremento di tanti in bicicletta, che vengono a fare il giro dall'Austria, che arrivano, che fanno il giro fino a Grado e fanno il giro Cavan a Udine, mi domandano appunto per dove si va a Udine, insomma, no, è un bel girotto, ecco, sì, per cui spero che continui così. E anche per voi alle dot, a domani, Mandi.